appuntamento con Morsi di Sicilia ho pensato per voi a una ricetta un po' curiosa, i carciofi col tappo. Questa è una preparazione antica, una preparazione popolare e proprio per questo motivo ho voluto proporvela nella sua versione più povera e completamente vegetariana. Per realizzarla vi serviranno dei carciofi, questi sono quelli violetti di Sicilia, del caciocavallo o del pecorino a vostro piacere, vanno bene entrambi, del pane raffermo grattugiato, anzi pane semiraffermo, questo è del giorno prima, quindi di ieri, delle uova, della cipolla, della carota, del prezzemolo e dell'aglio, della passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale, pepe nero e dei limoni per acidificare l'acqua dove andremo a pulire i carciofi. E occupiamoci per prima cosa della farcitura dei nostri carciofi. Ci prepariamo un trito di aglio e prezzemolo che aggiungeremo all'interno della nostra farcia. Sbucciamo l'aglio, ce ne servirà metà, questo è uno spicchio molto grande, e lo priviamo dell'anima. Siamo cattivelli con l'aglio, sempre. Tritiamo il tutto. Si potrebbe aggiungere anche, che ci sta benissimo, qualche acciughina all'interno, ma nella versione vegetariana che vi propongo oggi ovviamente la ometteremo. Tanto vi assicuro che verranno gustosissimi lo stesso. E vi dirò di più, questa è la mia versione preferita in assoluto perché mi ricorda i carciofi che faceva mia nonna. Proprio lei si sarebbe fermata a questo grado di tritatura, ma noi facciamo un po' tutto più sottile. Così l'aglio risulterà più amabile. Ottenuto un trito sufficientemente sottile, lo trasferiamo in una bowl. Aggiungiamo il pane. Come vi dicevo, questo è un pane di ieri che io ho frullato, tant'è che la mollica è molto umida e molto grossolana. Più il pane si asciuga, più sottile sarà la mollica che otterremo e quindi più secca. Nel caso in cui non riuscite ad ottenere questo risultato perché non trovate il pane per altre 1000 ragioni che solo voi potete sapere, vi consiglio di utilizzare il pangrattato, quello classico, però prima ammorbiditelo un po', altrimenti anche il pane in cassetta, benché sia un po' più dolce, può andare bene. La trasferiamo all'interno della bowl. Aggiungiamo il caciocavallo, che è la metà esatta del peso del pane, quindi abbondate. Sale, pepe. Il pepe, mi raccomando, macinatelo sempre al momento. Il pepe già macinato perde tutta la sua fragranza, magari sarà anche piccantino, ma perde tutte le sue caratteristiche. Mescoliamo il tutto, aggiungiamo un po' d'olio, mettiamo 2 cucchiai, aggiungiamo l'uovo, ne aggiungiamo uno alla volta perché non sappiamo esattamente quanto è umida la mollica e quindi quanto uova prende. Apritele sempre a parte, lo raccomando, sempre. Mescoliamo il tutto, aggiungiamo anche l'altro. Questo invece lo teniamo da parte perché sarà il tappo dei nostri carciofi. Amalgamiamo il tutto, dobbiamo ottenere un composto umido ma non troppo compatto. Le uova ci servono per legare la farcitura durante la cottura. Abbiamo ottenuto la giusta consistenza, non doveste averla raggiunta, potete aggiungere un pochino di acqua, ma poco poco. La nostra profumatissima farcia è pronta, la mettiamo da parte e passiamo ai carciofi. Per pulire i carciofi vi consiglio di indossare dei guanti, così evitate che le mani vi si anneriscano. Prepariamoci una bowl capiente, la riempiamo d'acqua e ci andiamo a schiacciare e spremere all'interno dei limoni. Questa operazione ci consentirà di acidificare l'acqua ed evitare che i carciofi si anneriscano. Questo tenetevelo da parte. Preparata la nostra acqua acidulata, passiamo alla pulizia dei carciofi. E vado ad eliminare per prima cosa tutte le foglie più esterne e coriacee, quelle che non sono buone da mangiare. Questa operazione di sfogliatura sarà meno incisiva, tanto sono più freschi e teneri i carciofi. Occhio alle spine, già una me la sono infilzata, ovviamente. Sfogliamo i carciofi fino ad arrivare
ha una parte più tenera, più chiara. Vediamo il gambo, lo accorciamo un po', leviamo le parti più dure e con un coltellino andiamo ad eliminare la parte più superficiale. Man mano che fate questa operazione, con il mezzo limone che avete tenuto da parte, andatelo a strofinare sulla superficie del carciofo, nella parte in cui la incidete, così evitate che si annerisca più del necessario. Una volta pulito anche il gambo, andiamo a recidere il carciofo più o meno dove inizia a cambiare colore e allargarsi. Questa parte non è buona da mangiare. Così facciamo la stessa operazione con le foglie di limone. Con il coltellino vado a fare questo movimento, tutto a giro intorno al carciofo, vado ad eliminare praticamente la parte delle foglie più esterne e più dure. Faccio proprio una rosa, lascio più profonde queste interne perché sono quelle ovviamente più tenere. Ricordiamoci sempre di passare il limone sopra il taglio. Allarghiamo un po' il nostro carciofo e con un coltellino sempre piccolo andiamo a eliminare, a togliere la parte interna con un coltellino, oppure se avete questo aggeggio, che fortuna, che non è altro che uno scavino, andate a eliminare la parte centrale, quindi quella con la barba, fino ad arrivare in fondo al cuore del carciofo. E voilà, con questo aggeggio vi verrà facilissimo, più che con il coltellino. Pulito il carciofo, lo andiamo a tuffare nella nostra acqua acidulata. Terminata l'operazione di pulizia, si sono moltiplicati nel frattempo i carciofi, li andiamo a farcire. Prima però passiamoli sotto l'acqua e li tamponiamo per eliminare i residui di sapore di limone. Se vedete che i gambi sono troppo lunghi, accorciateli, poi li aggiungiamo al soffritto del sugo che andremo a preparare fra pochino. Sbattiamo per eliminare dai carciofi eventuali residui d'acqua, non dobbiamo asciugare, non è necessario. Li apriamo un po', saliamo giusto un pochino l'interno del carciofo, un pizzichino di sale, e l'andiamo a riempire con il nostro composto di pane, sia all'interno dell'incavo centrale sia il più possibile anche tra i petali del carciofo. Creiamo la nostra cupoletta di pane. Nel frattempo che farcisco vi racconto un aneddoto simpatico sui carciofi. Io li adoro. Mia nonna li faceva spesso in umido e mi piace replicare la sua ricetta. Li fece assaggiare a mio marito una volta dicendogli che erano buonissimi, insomma gli avevo fatto venire voglia di assaggiare, e lui se ne uscì dicendo: no, ma io i carciofi non li posso mangiare. Che senso, non ti piacciono? Sei allergico? Sei intollerante? Faccio no, non li riesco proprio a mangiare. L'ho obbligato a sedersi a tavola con un bel carciofo davanti e a mangiarne le foglie. Lui metteva tra i denti queste foglie di carciofo, usciva esattamente intatta come era entrata, non riusciva a mangiare niente. E io che cercavo di spiegare: ma la devi tirare tra i denti, devi raccogliere la parte edibile, insomma la parte morbida. E lui: ma io non ci riesco. L'ho preso in giro, da allora ogni volta che mangiavamo carciofi, che lui non poteva mangiare, non riusciva a mangiarli. Una volta siamo stati dal dentista e praticamente il dentista gli dice: tu hai l'arcata dentale tale per cui la parte superiore e quella inferiore non si riescono a incontrare, non si toccano, motivo per cui immagino che tu non riesca a mangiare i carciofi. La soddisfazione di mio marito in quel momento, e io che mi sono mortificata perché per anni lo avevo obbligato a provare a mangiare i carciofi prendendomi in giro perché non ci riusciva. Ci siamo! Abbiamo riempito i nostri carciofi, li trasferisco in un piatto e a questo punto sono pronta per fargli il famoso tappo. Riempiti i carciofi, sbattiamo con un pizzico di sale l'uovo che avevamo tenuto da parte e scaldiamo in un tegame sufficientemente capiente un fondo d'olio extravergine d'oliva. A questo punto prendiamo i nostri carciofi, compattiamoli prima che si sfaldano, andiamoli a tuffare nell'uovo, così, creando un vero e proprio tappo. Cerchiamo di essere delicati, altrimenti si sfracellano tutti. Creato il nostro tappo d'uovo, li mettiamo a testa in giù nel tegame e facciamo sigillare il tutto. Schiacciamoli un po'. Facciamo la stessa cosa con tutti i carciofi.
Lasciamoli fin quando l'uovo non si cuoce, rapprendendosi e creando il famoso tappo. Nel frattempo che i carciofi si sigillano, andiamo a creare il soffritto che sarà la base del sugo dove andremo a cuocere i carciofi. Nel frattempo diamo sempre un occhio ai carciofi e quando si sigillano li tiriamo via. Tagliamo a listarelle le nostre carotine e facciamo un trito fine, una brunoise. Facciamo la stessa cosa anche con i gambi dei carciofi che avevamo messo da parte, tagliamo a cubetti. Il master consiglio è: mettete i guanti quando pulite i carciofi e tutta quella verdura o frutta che tende ad ossidarsi molto facilmente. Avanti, questo taglio alla Masterchef è stato fatto, lo andiamo a inserire all'interno del soffritto, cioè della pentola con l'olio caldo, e iniziamo a soffriggere. Nel frattempo facciamo la stessa cosa anche con i cipollotti, aggiungiamo un pizzicotto di sale che ci aiuta a tirar fuori l'acqua delle verdure e una volta rosolato il tutto andiamo ad aggiungere la nostra passata di pomodoro e aggiungete l'acqua necessaria per coprire i carciofi per intero. Mi sono sporcato il maglioncino, non vi preoccupate, è molto liquida lo so, ma poi la faremo restringere. Mettiamo un po' di sale, copriamo e portiamo a bollore il sugo. Quando il sugo sarà ben caldo tuffiamo i carciofi. All'inizio li rimetto a testa in giù, ma fra qualche minuto li girerò e li rigirerò durante la cottura per assicurare una cottura uniforme. Faccio cuocere per i primi 10 minuti così a testa in giù, dopodiché li giro così che possano essere sommersi dal sugo e li rigiro di tanto in tanto durante la cottura. Lasciamoli con il coperchio per circa un'ora, dopodiché li andremo a togliere il coperchio e faremo rassodare il sugo così che si concentri. Ci vediamo dopo. Ed eccoci finalmente dopo un'ora e mezzo di cottura e ci è voluta tutta quanta perché i miei carciofi erano belli grandicelli. Eccola qua la mia montagna di carciofi col tappo. Io mi sono già munita di piatto e posate per assaggiarli in vostra compagnia. La parte più bella di tutti. Ricetta semplice semplice, con pochissimi ingredienti, poveri, ma quanto ricca è. Io non me lo racconto, che vi devo raccontare a fare? Provatela. Alla prossima!